Wow, finalmente sola! Posso presentare, fare tutto quello che voglio, perché il signor Brivio non viene, non c'è oggi e faccio tutto io. Beh, proprio sola non sono. C'è qui la nostra mascotte che adesso va a fare un bel girettino per poi ritornare più tardi e si chiama Lu, la nostra miciona. Miciona. Adesso Madonna, ma cosa sei venuto a fare? Hai detto che non venivi, scusa. Per chiamarti miciona. Non ti fidi di me? Ma no, non mi fido di te. A parte il fatto che hai cominciato proditoriamente. Come tu dovevi cominciare quando te lo dicevo io. Ma se tu hai detto che non venivi oggi, che hai lasciato tutto a me, mi hai fatto uno scherzo. Ma no, non era uno scherzo, era l'intenzione, ma poi naturalmente ho deciso di venire. Ho deciso di venire per dire al pubblico delle cose fondamentali. Noi abbiamo ricevuto quasi 1 milione di visualizzazioni e adesso bisogna mantenere questo. Sì, il pubblico sono molto contenti di tutti i giudizi positivi. Pardon, con positivi non bisogna fare i giudizi naturalmente che tamponati. Esatto, Tamponati. Che hanno fatto quelli del pubblico. Mi hanno detto qualcuno, qualche nostro conoscente, non so tu per esempio, che la trasmissione era un po' lunga. Lunga che cosa? Durava 45 minuti. È un po' lunghetta. Ma perché è lunga? Ma non è trasmissione televisiva, è un po' lunga. Uno se vuole prende, aspetta, mette in pausa e va a bere una cosa, fa anche una pausa di 10 minuti. Poi il vantaggio di questa trasmissione è che puoi fare quello che vuoi, aspettare, tenerla in sospensione, è tutta lì la storia. Io scrivo dei copioni. Sì, però no, guarda, secondo me dovresti accorciarlo un pezzettino. Sì, almeno portarla, non so quanto è durata, mi sembra 45 minuti prima, ecco, adesso dovresti portarla al massimo a mezz'ora. Non solo, ma io ti consiglierei di fare un quarto d'ora, poi pausa e un altro quarto d'ora, mandarla. No? Va bene, lo sai che sì o no? Sì, va bene. Allora, lo sai che cos'è questo qua? Lo vedo, che cos'è, un libro. Uno dei primi, no, non uno dei primi, io ne ho scritti 12 di libri, uno dei primi che ho scritto per la edizione, anzi il primo che ho scritto per le edizioni Meraviglie, che è importantissimo. Sì, va bene. Faccio vedere anche la copertina al pubblico. Perché? Ma fai come si deve, far vedere la copertina si fa così, bella, in prima linea, come si deve, no? Ecco, così va bene. Allora ti hanno portato una coppia. Come sei gentile, maleducato, dammela, sei mia, no? Che villano, che villano. No. Ecco, questo è un libro di parolacce. Sì. Allora, marito e moglie alla mattina, quando si alzano, aprono il libro e cominciano a dire delle parolacce. Anche nel pomeriggio, se per quello. Non solo quando si alzano, anche alla sera. Va bene? Allora dai. Facciamo una prova, un esperimento. Dai. Comincio io? Sì, comincia. Sei un rompi. Ecco. Tite set una sabetta. Io una sabetta, ma stiamo scherzando. Sì. Tite set un cucumber. Sì. E tite set, te set una mena chap, dai. E te un pirlun. Ma mio un pirlun. Sì, un pirlun. Dai, ecco. Io consiglio questo libro a tutti i mariti, perché sono avvantaggiati dal fatto che... E io lo consiglio a tutte le mogli, così potrete sfogarvi come meglio credete. Va bene, dai, vai, cominciamo con la A. Ricominciamo con la A, dai, attacco con la A, benissimo. Forza. Abituassa i tomaner de vilan. Ma la parola qual è la parola? Abituassa, no, ma santo cielo, allora, ma sei... H. Che ti digita un H. Ecco, e ti te set un accidente. Un accidente? Sì, un accidente, guarda, va bene. Fammi trovare il segno che... Ma va, si fula la ida, va. Ad est te con... Cosa ti scrive? Ad est così per i test. Ma cosa hai scritto? Ma non sai neanche scrivere. Per i fest. Ad est consci. Ad est consci per i fest. Va bene, dai, è venuta. Queste sono le cose troppo lunghe. Per oggi basta, per oggi basta. La prossima settimana attacchiamo la B, ok? Va bene, basta. Tienti il tuo libro che mi ha già rotto.
Va bene. E allora cosa proponi? Cosa succede? Dal momento che sei venuto a rompermi le scatole, di almeno quello che vuoi. Una canzone che è una canzone dei Gufi che abbiamo scritto io, Patrunno e Svampa, no? Perché scrivevamo noi i testi. Certo, logico. Il Patrunno faceva le musiche. Sì. Magni nei primi tempi non scriveva, poi ha cominciato a scrivere anche lui. Anche lui? Scritte, Ah, sì? tantissime. Oh, ma che scrittori questi Gufi Niente, qua. dicevo che questa canzone Sì. è intitolata Giù col morale, ma non è cantata dai Gufi, attenzione, no? è cantata da 3 altri personaggi che il pubblico andrà a scoprire. Giù col morale, che schifo stare allegri, giù col morale, la crisi non c'è più. Giù col morale, davvero non è il caso di avere l'indice ficcato in fondo al naso. Ma oltre al mare, ai monti, alle donne, c'è tanta gente, ma oltre al mare, ai monti, alle donne, c'è tanta gente che tira madonne. Oh, avete visto? Un trio eccezionale, a parte Roberto Brivio che conoscete e che poi, vabbè, sì, bravissimo, ma insomma... Avete visto anche Flavio Reglio e Alberto Patrucco che si sono esibiti appunto con questo trio per un repertorio esclusivamente sui Gufi. Ecco, ma voi, a parte che sono personaggi famosissimi, hanno fatto televisione, comici, insomma hanno conquistato tutto il pubblico, eccetera, eccetera, però voi non sapete chi è il fondatore del primo, devo però leggerlo, voglio essere precisa, non voglio dimenticare assolutamente niente, ecco, chi è il fondatore del primo archivio storico del cabaret? Ma lui, Flavio Oreglio. Parlava di certezze, di sicure verità, sorrisi tatuati, finta solidarietà, e si gasava col primato dell'economia, però non si accorgeva che era un'altra ideologia, però non si accorgeva che era un'altra ideologia. Ma la vita l'ha preso a schiaffi e violentato in mezzo a un prato, l'ha costretto a rimangiarsi quel che aveva vomitato. Le sentenze che ha sputato si son rivelate vane, era tutta polvere e polvere rimane, era solo polvere e polvere rimane. Un volo verso il cielo, gli orizzonti della gloria vogliono cercare di riscrivere la storia, come se bastasse ritoccare la facciata per cancellare tutta la violenza che c'è stata. Qualcuno l'ha subita, qualcun altro provocata, ma la storia l'ha preso a schiaffi e violentato in mezzo a un prato, l'ha costretto a rimangiarsi quel che aveva vomitato. Le sentenze che ha sputato si son rivelate vane, era tutta polvere e polvere rimane, era solo polvere e polvere rimane. Bandiere e simulacri sono solo divisioni, poi giungono partiti, razze, sesso e religioni. Qualcuno ci ha creduto senza mai capire che l'appartenenza è solo un falso senso del dovere, giullare malinconico al servizio del potere. Ma il potere l'ha presa a schiaffi e violentato in mezzo a un prato, l'ha costretto a rimangiarsi quel che aveva vomitato. Le sentenze che ha sputato si son rivelate vane, era tutta polvere e polvere rimane, era solo polvere e polvere rimane, era solo polvere e polvere rimane,
Signori, passiamo completamente a una cosa diversa e ascolterete la bella Gigo Gin. Ed ora, signore e signori, vi presenteremo una delle canzoni più celebri della canzone popolare e guerriera della nostra Lombardia. Ma è talmente lombarda questa canzone che deriva dal Piemonte. Gli eserciti che si scontravano nell'Ottocento cantavano questa canzone come simbolo, come inno di battaglia. Un inno di battaglia con parole emblematiche, con riferimenti, con doppi sensi riferiti alle potenze in guerra, alle potenze in campo. Era talmente emblematica che nemmeno i soldati sapevano bene cosa volesse dire. Tant'è vero che su un famoso campo di battaglia si scontrarono due eserciti con l'inno lo stesso, facevano proprio lo stesso tutti e due. Non mi ricordo più chi ha vinto. Rataplan tamburio sento che mi chiama alla bandiera, oh che gioia, oh che contento, io vado a guerreggiar. Rataplan non ho paura delle bombe e dei cannoni, io vado all'avventura, sarà poi quel che sarà. E la bella Gigo Gin col 3000 lillellera, la Vaspa scorso spingi col 3000 lillella. A 15 anni facevo l'amore, Dai avanti un passo, delizia del mio cuore. a 16 anni ho preso marito, Dai avanti un passo, delizia del mio cuore. a 17 mi sono spartita, Dai avanti un passo, delizia del mio cuore. La venne alla finestra. Le tuta insipriata. La dis, io sono malata. Per non mangiar polenta. Bisogna aver pazienza. La sala maridare. E le baciai, il bel visetto. Giù. La mi disse. oh mio amoretto, La più in basso in quel boschetto. Andremo a riposare. E la bella Gigo Gin col 3000 lillellera, la Vaspa col sospingi col 3000 lillella. La copertina che avete visto adesso, Canzoni popolari milanesi, è la copertina dell'ultimo libro che io ho scritto assieme a Luigi Inzaghi, Edizioni Meravigli. Contiene 25 canzoni popolari milanesi e tra queste canzoni c'è anche la bella Gigo Gin che avete appena sentito. Dice Inzaghi, è la canzone patriottica più popolare del risorgimento italiano. Gigo Gin in piemontese è un diminutivo di Teresa. E la sua presenza in questa canzone sta a significare che il testo è un insieme di strofe, non tutte milanesi. Però è milanese il compositore, Paolo Giorza, e venne eseguita per la prima volta al Teatro Carcano la sera di San Silvestro del 1858. Vale a dire che questa canzone è stata presa da moltissime bande civili e militari. E questa polca fu suonata e cantata durante la famosa battaglia di Magenta, nella quale i francesi del generale Marmont sbaragliarono gli austrici del generale Giulai, che c'è quel famoso verso che dice «Varda Giulai, che ven la primavera, Varda Giulai, che ven la primavera», e la terza volta «Che ven la primavera, se mette sull'era, abbatte il furmenton», dice la canzone. Ebbene, la bella Gigo Gin è una canzone straordinaria. Voi pensate che nella mia versione, perché per ognuna di queste canzoni c'è la versione di Brivio, racconto nella mia versione di quando siamo andati in Nigeria a fare la televisione nigeriana. Sì, tutti e quattro. Noi i vecchi gufi, naturalmente, i giovani gufi, perché allora erano molto giovani. E in Nigeria
dopo aver fatto la bella Gigolin, incontravamo la gente per la strada che non solo indicava a Gianni Magni, che aveva fatto la parte della Gigolin, come se fosse lui la Gigolin, ma ci presentavano le loro donne chiamandole tutte Gigolin. E adesso andiamo a vedere in Sala Trucco cosa ha combinato grazie a Maria Raimondi, perché ha avuto da me il permesso di truccarsi nuovamente. È lei, è lei, è lei! Guido, ecco qui pronto il copioncino per la pubblicità dello studio Vizioli. Innanzitutto questa è la scena e va benissimo, noi la riprenderemo in questo modo. Io poi mi avvicino alla telecamera e parlo al pubblico dicendo che abbiamo avuto nella puntata scorsa circa 2000 visualizzazioni. Nella seconda ce ne saranno senz'altro 5.000, nella terza 10.000 e nella quarta arriveremo al 1.000.000 di visualizzazioni. Tranquillo, ecco così. Così poche, esagera. Esagero, 10 milioni di visualizzazioni, mi fai venire in mente con l'esagera quella famosa storia che racconto del muratore al terzo piano e del muratore al quinto piano della casa, quello del terzo dice a quello del quinto: "Uela, lo sai che mi è nato un bambino, complimenti, lo sai quanto pesa, dai esagera", "Non lo so", "Esagera, di un numero", "Ma non lo so, ti dico esagera", triquintai. A proposito di esagerazione, non credo di esagerare se anche per la seconda, per la terza, per la quarta, per la quinta puntata del nostro show prenderemo un ufficio stampa. È giusto? Questo ufficio stampa l'ho identificato nello stesso ufficio che la volta scorsa ha mandato i comunicati ai giornali ed è esattamente lo studio Giorgio Vizioli. Bravissimo il Giorgio Vizioli, è bravissimo. Fate, se volete mettervi in contatto con lui, www.studiovizioli.it. Che cos'è il premio Luciano Beretta? Si tratta di un premio... sì, bella definizione, bravo. Applausi. Non ho ancora data questa definizione. Ma vai... Ma non ho ancora detto che il premio Luciano Beretta è stato istituito in onore di questo grandissimo personaggio che non soltanto ha scritto delle cose cabarettistiche, ha scritto per i Lignanesi, ha scritto libri, ha fatto tutto e naturalmente questo premio Luciano Beretta l'hanno dato anche a me 2 anni fa. L'hanno dato a Garda, tu pensa? Siamo andati fino a Garda. No, pensa che sforzo, sul lago di Garda scommetto, ma dai, ma roba de mat, ma sono... Che fosse Garda, sul Transimeno, non ho capito. Non lo so, io specifico a Garda sul lago di Garda, dico ma è logico. Non ho detto a Garda sul lago. Lo dico io, magari uno non lo sa, no? Perché uno pensa al lago di Garda, pensa che magari sia sul lago di Como, Garda, invece no. Ma non è vero, non è vero, questo sei tu che perché pensi, io sono pignola, a me piace dare le definizioni precise. Sul lago di Garda sarebbe stato Desenzano, Sirmione avrei detto sul lago di Garda, ma Garda non posso dire sul lago di Garda, Garda è Garda. Vabbè, santo cielo, come la fai lunga. Vabbè, questo Luciano Beretta è stato assegnato 2-3 anni fa a Franco Visentini, il quale... Che tra le altre cose il nostro pubblico conosce perché l'ha sentita la puntata precedente, no Visentini? Sì, naturalmente. E poi l'ho preso io. Adesso e poi l'ho preso io. L'hai preso anche tu, sì, lo so perché sono venuta anch'io a vederti, purtroppo. Va bene. Sì. Allora, la canzone che cantò quella sera Franco Visentini per rendere onore a se stesso fu una canzone scritta assieme a Walter Baldi, è intitolata La Batufola. Senti che samba al carnaval del Rio, un niño incantador, mentre ballava il samba, cantava una canción muy lánguida, llena de seducción, una canción muy linda, de garbo e de pasión. Senti come l'abbiamo chiamata. Come mi gusta la batufola, possibilmente bella morbida, ma soprattutto quando è sdrucciola, come mi prende il corazon,
come mi gusta la battufola, possibilmente bella morbida, ma soprattutto quando è sdrucciola, come me prende, ai, come me prende, ai. Fate un sospiro, come me prende il corazón. Al carnaval de Río c'è grande animación. Todos dietro a quel niño cantano la canzone senza capirne il senso o afferrarne la ragione. Cantano tutti in coro con garbo e con passione. Come mi gusta la battufola, possibilmente bella morbida, ma soprattutto quando è sdrucciola, come mi prende il corazón. Come mi gusta la battufola, possibilmente bella morbida, ma soprattutto quando è sdrucciola, come mi prende, ai, come mi prende, ai, come mi prende il corazón. Al carnaval de Río c'è grande eccitazione. Todos dietro a quel niño cantano la canzone. Adesso a dire todos è un'esagerazione. Beh, la cantano in tanti, a parte è il culatone. Qui bisogna fare una voce molto convincente. Come mi gusta la battufola, possibilmente bella morbida, ma soprattutto quando è sdrucciola, come mi prende il corazón. Come mi gusta la battufola, possibilmente bella morbida, ma soprattutto quando è sdrucciola, come mi prende, ai, come mi prende, ai, come mi prende il corazón. Adesso a parte Rio, signore se signore, dovremmo anche nosotros cantare la canzone. La canteranno gli hombres per scelta e convinzione, e tutte le chiquite con garbo e por favor. Aspetta un attimo, dopo lo fai. Bisogna terminare questo gioco con molta dolcezza mista a libidine. No, adesso te la faccio anche sentire, solo quando sono qui a fare. Allora, tu che sei in prima fila, mi guardi con degli occhi molto, molto languidi. Ecco, tu fai la dolcezza, io faccio la libidine, dai. Ci stai? Dai, pronti? La faccia è questa della libidine. Sì, ma non guardare il sindaco, guarda me, se no non finiamo più qui. Dai! Come mi gusta la battufola, possibilmente bella morbida, ma soprattutto quando è sdrucciola, come mi prende il corazón. Come mi gusta la battufola, possibilmente bella morbida, ma soprattutto quando è sdrucciola, come mi prende, ai, come mi prende, ai, come mi prende il corazón. Adesso è il momento del tormentone religioso, ci vuole, ma in natura è il momento giusto. Federica Brivio recita il prefazio di David David Maria Turoldo. Non cambierai mai. Mia Chiesa amata ed infedele, mia amarezza di ogni domenica. Mamma, perché andiamo in chiesa di mattina? Io voglio sapere se Cristo è mai stato creduto, se l'evento reale è presente, se è venuto, viene, verrà, o sia appena un'invenzione per un irreale giorno del Signore di contro al cupo giorno dell'uomo. Mamma, adesso in che chiesa andiamo?
ovunque. Amen. Ogni sera la tesera va in galera, una rosa in la dentera, a bel tango figura con quel che sta l'ambra, pampe pampe, ti se meten a la cera, e poi usen, oh signor, guarda l'Elvira, ole ole, brava faccirlanda e se, e se perché, coi do la bruna, vuoi che mi stai? La conquista è dura. La conquista è dura. È dura, durissima. Però bisogna provarci. Quindi allora, sen che roba, qui mi tende porcellana, e la rosa che piuma. Quanta gente qua sbalà, col metango figurà. Quante mali, dici omen della sala arrangera, come musen, oh signor, guarda l'Elvira, ole ole, io vi faccio il rana a sé. E se perché la fauna scarligata, quando faccio brinca scherma, la picca una crapata, la dentera sacrano, la vaspa spere il salone, e tra la costellazione resta in veido la bru, tra ta 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 ta. La dentera sacrano, la vaspa spere il salone, e tra la costernazione resta in veiso la bru, tra ta 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 ta. Lasciatemi dire, ho fatto un'interpretazione veramente eccellente con questa Elvira, sì, mi sono impegnata molto, molto, però d'altra parte è venuta fuori quella parte di soubrette che ancora voi non conoscete bene, ma col tempo forse riusciremo a farvi apprezzare di più la Raimondi. Alla prossima, ciao! Ciao!